Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Eccolo qua, c'ho il brividino, vanno di moda i brividini, devo farci. Che puntata straordinaria, oggi parleremo di tutto forse, ma tranne che di ciclocross. No, non è vero, parliamo di ciclocross e come l'internazionale di FAE, pensate, trofeo Mastercross vuol dire uguale Selle SMP. Io faccio un applauso, lo faccio io, ma dovete farlo voi al triplo della vostra potenza, è vero, per Maurizio Chiavoni, titolare del Selle SMP. Grazie Maurizio. Ti posso chiamare Matteino. Beh, insomma, reduce dalle fatiche di ieri. Sì, ho anche qualche sintomo. Di domenica, Di domenica, sì. No, domenica. Lunedì, Di lunedì perché sì, le feste ci hanno un po' è vero, confusionato. sì, è vero. Se c'è ancora qualche residuo, un po' la voce. Però furbacchioni voi di FAE, Sì. il giorno dell'Immacolata. Non ci sono gare internazionali? No, l'abbiamo pensata giusta. Giusta. Sì, si è visto anche con la gente, secondo me ce n'era Beh, ma FAE parecchia. fate scuola, ragazzi. Speriamo che anche altri. Ma tu ti sei mai posto una domanda? Io cerco di porla, ma nessuno mi risponde. FAE è una località, lì, vicino c'è San Fior, c'è l'Oasi Campagnolo, l'abbiamo viste. A FAE è botto di gente. Perché? Non lo so, nonostante le difficoltà, perché ce ne sono tante, bisogna ammetterlo, no? Perché non è proprio FAE, il centro di FAE, magari c'è un paese, ci sono dei parcheggi, no, è una strada con 3 case e quindi la difficoltà più grande è portare la gente in quella strada e riuscire a farla parcheggiare tutta, soprattutto le squadre, quindi le difficoltà sono tante. Non lo so, penso sia il clima che si vive e il clima forse che riusciamo a trasmettere Sarà noi. quel ruscello che passa, che ci dà l'idea del Il Belgio? canale Bidoggia, può darsi che sia, c'era anche chi lavava la bici nel canale, Visto? Io lavo le scarpe. c'erano anche addirittura gli stranieri che si stupivano perché forse non hanno mai visto una cosa così, però penso sia proprio l'aria che si respira lì a fare. Parleremo anche di una sorta di nuova disciplina, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, questo triciclo che si chiama Slider King. Svilupperemo con Eddie Fedato che ci viene di nuovo a trovare, parleremo con Lucinicco, quindi grazie a Flavio Tomasin, fategli un applauso perché questi qua gli tocca tra 2 settimane. Prenderete spunto da qualcosa che avete visto. Sta insegnando molto questo trofeo. Andiamo in giro ad assorbire. Ad assorbire, a guardare. Sì. Tu sei anche speaker là. No. Quest'anno no. No, mai stato lo No. speaker là. Cioè quello che urla sì, ma quello- non quello non è lo Ho speaker, lo capito. speaker è un altro. È un altro. Sì, io Sì, sono che correva una volta se non sbaglio anche. Sì, Sandro Chiades che saluto, adesso è di qua della barricata, organizza, ha detto che per quest'anno si chiama fuori dall'attività agonistica. Ho capito, quindi farà soltanto il dirigente, vero? Sì. Ecco, insomma, un saluto caro anche a lui, me lo ricordo volentieri quando calcava, è vero, le strisce del ciclocross. E invece, caro Maurizio, tu scusate, l'Immacolata, l'8, io sono l'Arcorman, dovrei sapere meglio degli altri e io poi mi impantano clamorosamente. Hai fatto una considerazione, un piccolo borgo si riempie, diventa la civiltà. Il trofeo Mastercross FAE, grazie anche al tuo contributo, ne parla tutto il nord, ma il nord Europa. Tu ci hai visto Sì, giusto? questa è una cosa che fa ovviamente piacere, loro sono bravissimi nell'organizzare. Il Borgo Barattin, in realtà lo si guardava, sono 3 case, 4, forse 4. Niente, è diventato quel giorno, ieri era assolutamente internazionale, una meraviglia, tantissima gente, tantissimo pubblico. Io che posso dire, è solo una grande soddisfazione. Guarda, io non voglio essere un ipocrita, non lo sono. La bellezza del ciclocross, credo, e poi tu mi devi correggere se sbaglio, perché non devi dire, tanto lo dice l'Arcor, posso chiedere una cazzata, Però il ciclocross, secondo il mio punto di vista, si fa in zone rurali. È una considerazione che ho fatto io, che voi avete più gente, forse abbiamo visto altre realtà, altre gare internazionali,
però non offrono, dico, un capannone, un caffè, un ristoro. Cioè, se uno va a vedere una gara di ciclocross, la Mara del Borgo, poi dopo la voglio sentire, va in una ruralità, quindi se ha anche qualche comfort è più spinto ad andarci. Abbiamo visto Schio che hanno fatto delle cose, da voi invece c'è proprio il capannone che accoglie. Sì, certo. Io Dobbiamo allestirlo questa Civis. sì, ci vuole anche tanto impegno e tanto lavoro e tanta dedizione. Penso che se noi esportiamo la gara in un altro posto, la gara molto probabilmente non ci sarebbe, o se proprio la gara fosse stata iniziata in un altro posto, magari in un centro città, in centro di un paese, molto probabilmente non ci sarebbe. Vuoi perché la gente del posto è magari un po' campanilista, che vuole che sia fatta lì e che è giusto che sia così, perché esporta anche il proprio territorio, Certo. il proprio paese, però penso che se fosse dall'altra parte non ci sarebbe. E soprattutto vorrei ricordare l'impegno che ci mettono, che ci mettiamo, insomma, nel montare il tutto, perché ci sono dietro 2 settimane di lavoro come minimo per montare il capannone, Certo. per montare il circuito, per esporre tutte le istruzioni di sponsor, per allestire questo Però bel, ti faccio un'altra questo bel, considerazione. Io diciamo, faccio una cittadella. considerazione, che se vado in una sagra, è vero, vado perché si mangia, si beve, c'è la birra che non guasta se bevuta con i limiti giusti e corretti, quello che guida non deve bere, però Maurizio, tu al nord ci sei andato, poi ci va Enrico, insomma, là ci sono veramente tante sagre in un'unica soluzione e offrire comunque delle occasioni di convivio. Ma loro hanno costruito tutto, qualsiasi cosa l'hanno fatta, c'era il capannone. Cioè, io una cosa che sono rimasto stupito, costruiscono ponti. Cioè, non è che i ponti ci sono e li utilizzano, no, loro li costruiscono, aprono il guardrail, cioè lo smontano, ieri sera stavano già rimontando e rimettendo tutto a posto. Cioè, non so, bisogna solo fare dei complimenti alle persone così. Scusami, io voglio esportare il brand del ciclocross del nord. La chiave, continuo a dire, se uno sta tante ore al freddo, caro mio, ha bisogno anche di ristorarsi, no, in qualche maniera, e sarebbe una cosa da fare, cioè, da pensarci profondamente. Voi a Lucinico cosa ci fate? Ma noi abbiamo già lì tutto pronto. Lì avete già abbiamo tutto pronto. C'è il Lucinico Calcio che ci ospita ormai da 20 anni, hanno il loro stand, quindi c'è docce, tutto è disponibile lì sul posto, non occorre muoversi e anche il tendone, come dici te, riscaldato c'è già. E quindi si può accogliere la gente, diciamo Sì, così. sì. E se uno vuole Poi, prendersi un sai, caffè, una cosa calda. No, è Friuli caffè no, Friuli è nero ma non è caffè. Non è caffè. Perché voi che caffè fate? È Merlot, Cabernet. Ah, quello è nero. Scalda di più, Fategli scalda un di applauso più. perché, guarda, se non mi danno la soppressina non ci vado. Allora, stai attento Matteo, abbiamo delle gare da mostrare, Certo, belle gare. Noi sono immagini nostre, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, è vero, ma andiamo via alle Certo, prime allora, categorie. partiamo con la prima clip, la clip riguarda gli esordienti, maschi e femmine, e gli allievi, sì, sempre maschi e femmine. Sempre maschi e Sì. femmine. Guarda che c'è la Ilenia che è rosica. Sì, lo so, ma io lo so, però sarebbe stata forse meglio la Elena al posto mio. No, però... la Minto. Perché la Minto. A te ti piace la Minto? No, è perché, scusa, di rappresentanza sarà Questo meglio lei. sì, questo è sicuro, ci Quindi- mancherebbe altro. Ma andiamo via sta Quindi clip. via la clip. Quando un piccolo borgo si fa città, siamo a Faè di Oderzo per il 13° ciclocross, gara internazionale, Mastercross, trofeo Triveneto e chi più ne ha più ne metta. Grandi stelle le vedremo con gli Elite, con le gare Open, sta di fatto che oggi si apre uno scenario che è completamente diverso dagli scenari soliti, qua si respira un'aria veramente belga e tanta gente, lo vedremo dalle immagini. Come consuetudine si parte con gli esordienti al primo anno e le donne. Esatto, esordienti primo anno, donne esordienti e per questa gara nazionale che assegnerà punti anche validi per quanto riguarda le griglie top class per i campionati italiani.
Terza prova Mastercross con Emanuele Uez in maglia di leader, quindi andremo a vedere poi come andrà a dipanarsi anche questa gara, molto interessante. Partono anche le ragazzine esordienti, anche qui un bel lotto di partenti. Andremo a vedere se sarà il solito duello Critelli, Pozzobon, Zontone, oppure si inizierà a vedersi anche qualche altro nome. Beh, insomma, sta di fatto che qua manca la presenza di Chiandussi, lo sentiremo dopo nell'intervista con un bel gesto. Purtroppo per lui a Brugheri è stata veramente matrigna quella puntata di ciclocross. Sta di fatto che comunque uno splendido Uez sale sul banco e subito comincia a dettare i veri ritmi di un ciclocross che qua si fa vero ciclocross. Sì, Emanuele Uez va molto bene in questo tipo di percorsi, lui che ha anche comunque una bella manualità a livello di mountain bike, di guida. Oggi bella giornata di sole, però ha piovuto durante la settimana, quindi un bel fango. Attenzione perché appunto il terreno viscido, si può rompere, i cambi bisogna anche saper cambiare, bisogna saper affrontare bene anche i passaggi, quindi diciamo un percorso molto tecnico, classico percorso di FAE con le sopraelevate e quant'altro. Io non capisco come mai, qua vediamo un percorso che comunque ce ne sono tanti disegnati, abbiamo visto anche a Schio, addirittura possiamo anche osare percorsi oppure situazioni paesaggistiche più belle, più diciamo così geograficamente apprezzabili, però sta di fatto che qua FAE un piccolo borgo diventa civiltà e tanta gente oramai un appuntamento fisso corre a vedere questa tappa fondamentale nel panorama internazionale. Oggi di FAE ne parla tutta l'Europa ciclocrossistica che conta. Sicuramente è una gara che ha la sua storia, è una gara che insomma è la classica dell'Immacolata, non a caso da tantissimi anni si fa l'8 di dicembre. Le gare del pomeriggio saranno gare internazionali, con quest'anno veramente un lotto di partenti di qualità, quindi ovviamente i riflettori sono puntati su questa cittadina, su Borgo Barattin, che più che una cittadina è un borgo, mentre Emanuele Uez è solo al comando. Oggi diciamo che non ha avversari diretti, dietro di lui Pollicini e Verri e Flati stanno cercando, eccoli qua, di inseguire. È bello anche Verre, lo rivediamo che viene, insomma, Loco Bikers vengono dal sud Italia, quindi una trasferta molto lunga per questi ragazzi, e assieme appunto ai ragazzi poi della Cadrezzate e Vidotto, eccolo qua, lo vediamo, del team Granzon. Hai fatto bene a citare proprio Verre, perché in conclusione lo abbiamo intervistato perché hanno fatto 1000 chilometri. Quanta differenza anche di educazione da parte degli atleti. Sentiremo le interviste dei nostri e mi pare che siano un po' retro questi ragazzini, con la voglia ancora di emergere, che fanno sacrifici tremendi perché vogliono imparare il ciclismo del nord. Ecco, vogliono imparare, questi sono percorsi molto simili a quelli che vediamo in Svizzera, con questi magari anche ostacoli artificiali, perché FAE appunto è in pianura, in mezzo ai vigneti, però vediamo appunto delle sopraelevate, vediamo dei ponti. Intanto Beatrice Pozzobon prende le redini, le vediamo che affronta il ponte sopraelevato per quanto riguarda le ragazze esordienti, quindi anche oggi ottima prova della ragazzina del Mosole che sta crescendo settimana dopo settimana. Vediamo dietro Asia Zontone che sta recuperando dopo un calo che ci stava di inizio stagione, e in terza posizione in questo momento abbiamo Patrizia Critelli, eccola qua in maglia di leader Mastercross. Una Pozzobon che si sta realizzando in queste ultime due apparizioni. Prima pagava Dazio, davanti a tutte c'era sempre la Zontone, c'era sempre la Critelli. La vediamo un atleta che sta carburando. Quando si dice carburi come un diesel, questa è una ragazza che sta carburando man mano che va avanti la stagione. Attenzione perché ovviamente ultime 2-3 settimane è arrivato anche il fango, quindi vediamo dei ragazzi che magari sono anche più propensi. Beatrice insomma l'anno scorso aveva già fatto pratica con il fango a questo tipo di percorsi. Lo vediamo, eccolo qua, Emanuele Uez va a vincere e va a consolidare ancora appunto la sua leadership nella Mastercross. In seconda posizione attendiamo Lorenzo Pollicini, piccolino questo ragazzino, proprio Pollicini, Cadrezzate in seconda posizione. Terza posizione, da tanto lontano coglie un bellissimo podio Alessandro Verre e Loco Bikers, quindi un saluto agli amici del Sud Italia che ci seguono sempre molto molto numerosi. Segue Daniele Flati, Tommaso Bettuzzi e Nicolas Caruzzi, ecco, li vediamo scorrere piano piano. Veramente rappresentanza da tutta Italia oggi, perché appunto essendo una gara nazionale ed essendo comunque una gara storica quella di FAE di Oderzo,
terzo. Diciamo che insomma tutte le squadre hanno partecipato, l'abbiamo visto dal Lazio, ecco, della Drake, quindi insomma ragazzi che sono fatti un bel po' di chilometri. Attendiamo anche le donne per vedere se sarà ancora successo o sarà appunto successo di Beatrice Pozzobon. Tanto nel frattempo facciamo scorrere tutti questi ragazzini, perché insomma è il futuro del movimento, ci teniamo a dirlo, ed è un bellissimo, eccolo qua, sorriso di Beatrice Pozzobon. Sarà contento il suo papà che ci segue sempre. Beatrice Pozzobon, GS Mosole, ricordiamo organizzeranno la tappa del 31, dell'ultimo dell'anno alle Bandie, va a vincere su Asia Zontone, l'attendiamo adesso all'arrivo, eccola qua, e Patrizia Critelli in terza posizione, segue Marina Guadagnini e Graf Giulia. Ecco, abbiamo visto un bellissimo arrivo, ma soprattutto grazie anche alla Critelli abbiamo fatto scorrere tutti i ragazzini, perché è giusto che il proscenio sia anche loro. Scratch serve anche così a far capire che è bello anche queste, e sono belle anche queste immagini. Adesso le premiazioni e le interviste. Emanuele, un augurio va a Chiandussi, che era quello che ti teneva a testa, però tu hai una forma splendida, lo stai dimostrando in queste ultime 2 tappe. Sì, la forma c'è, peccato per Chiandussi del suo imprevisto, era una battaglia sempre un testa a testa per la vittoria. E oggi ho vinto io e bene. Conservi questa maglia? Sì, speriamo di portarla a termine. Alessandro, sei arrivato terzo, ma arrivi da lontano, ma a che ora siete partiti? Beh, molto presto la mattina, attorno alle 6. Ma da Potenza fin qua? Beh, è stato un viaggio molto lungo e c'è anche molta stanchezza. Immagino, quindi anche un sacrificio da parte dei genitori, degli accompagnatori. Da Potenza sono tanti chilometri. Beh, abbastanza, sono circa 1000. E ti sei comunque ben distinto anche oggi? Beh, sì. Ti piace questo ciclocross del nord? Ah, molto. C'è molto livello qui. E quindi impari? Beh, sì. Beh, noi ti facciamo gli auguri a te e tutta Potenza. Grazie. Chiandussi, che mi combini? Brugherio è stata veramente una tappa di quelle da dimenticare. Per quanto ne avrai? Beh, Brugherio ero in testa, molto bene, stavo andando bene, c'è stata quella curva e sono caduto, mi si è male il piede. Adesso ne ho per un mesetto, poi c'ho anche tutta la riabilitazione, quindi possiamo dire che quest'anno la stagione è andata, però sicuramente dopo tornerò, speriamo, più forte. Dopo ricomincerò con la mountain bike e il prossimo anno ricominciamo anche con la ciclocross. Noi ti facciamo tanti auguri. Grazie. Patrizia, nuovo look, maglia vecchia, insomma, continui a perseverare su questo trofeo Triveneto. Sì, ancora ce l'ho la maglietta. Ti piace tanto? Sì. E oggi che percorso è stato? È duro per il fango, però è andata bene, insomma. I primi freddi però tu non hai patito, oggi ci hai creduto tanto, il tuo direttore sportivo ha detto basta crederci. Sì, basta crederci, è la cosa migliore da fare e sì, questa volta è andata benissimo. Bene, immagini sempre per la categoria allievo, c'era uno prima che mi pareva di conoscerlo. Ogni tanto si intrufola, intruffolato lo chiamiamo. Comunque qua siamo con la categoria allievi, primo e secondo anno, donne tutte, e qua chiaramente c'è adesso da fare la scommessa se Filippo Zana non so, riuscirà ancora a farci brillare gli occhi come ha fatto fino adesso. Per quanto concerne invece al primo anno, intanto vediamo già subito pronti via la solita battaglia tra Filippo Fontana e anche Tommaso Dalla Valle e Cover, e poi le donne. Sì, bella gara oggi quella degli allievi, veramente un gruppo nutrito di presenti, abbiamo visto anche Sergiano e insomma i soliti che vediamo. Andiamo a vedere qua la partenza, è sempre molto concitata la partenza e eccola qua, l'avevo vista sulle fotografie, maxi caduta, ci sta. Vabbè, si rialzano pian pianino e la partenza fa è sempre molto tecnica, andremo a vedere anche negli elite, negli junior succederà uguale, anche perché con il fango si passa dall'asfalto a praticamente il pezzo di terra appunto da affrontare il ponticello e appunto vediamo il replay, eccolo qua, è scivolato proprio sulle tavole in legno, ci stanno, dietro c'è andato Carpene, c'è andato Tommaso Dalla Valle. Partono anche le donne allieve, sì, è un percorso molto tecnico e serve anche a questi ragazzini per imparare anche a guidare, anche perché poi se vanno all'estero, quando saranno più grandi, trovano questi ponti artificiali. Casasola
subito davanti la vediamo la Baroni subito dietro, invece loro riescono a affrontarla in maniera più tranquilla. Se qualcuno vedi smonta perché ha anche paura di affrontare questo ponticello, e anche qua bel numero di ragazze. Diciamo che insomma serve il ciclocross anche per queste ragazzine per questa gara, per prendere punti per quanto riguarda il ranking top class. Zana davanti, maglia di leader Master Cross, Selle SMP, lo vediamo, oggi cerca di attaccare fin da subito, andiamo a vedere cosa succederà, perché insomma Lorenzo Calloni l'abbiamo visto è caduto nella prima parte del ponticello, andiamo a vedere se riuscirà a recuperare. Dietro di lui lo vediamo Alessandro Picco e Alberto Brancati, mentre la sfida tra il primo anno ritorna Filippo Fontana dalla pausa cresima, eccolo qua, lo vediamo, Carpene e Tommaso Dalla Valle, sono questi i primi tre. Ecco, una cosa interessante è che cominciamo a vedere un po' dopo la nebbia che tanti direttori sportivi, quelli che vogliono fare le formazioni, stanno attingendo molto dal panorama ciclocrossistico e non soltanto. Allora o c'è una grande ipocrisia, cara Ilenia, oppure insomma quando si ha la frutta si va ad attingere in situazioni come in questo caso dove la salute c'è ed è abbondante. Io voglio sottolineare soltanto il fatto che un ciclocross come in questo caso diventa come un cronometro, e insomma sei quasi al limite della soglia, insomma riesce veramente ad esportare un brand particolare. Il direttore sportivo, colui che sa esattamente come si muove un corridore, può sicuramente attingere in maniera, diciamo così, più facilitata. I nomi dei professionisti che insomma negli ultimi anni stanno dando spettacolo nella prova, questo è senza dubbio. È la moda, quest'anno diciamo che il ciclocross è di moda, infatti molti bikers che erano molto restii a fare ciclocross stanno facendo ciclocross, la gente ne parla, poi io dico sempre anche sui social, intanto Sara Casasola nettamente al comando, la vediamo, dico sempre anche a chi scrive su Facebook, purtroppo quando una cosa diventa di moda poi cosa vuoi, c'è anche chi magari di cross non capisce niente, si permette di scrivere articoletti, però diciamo l'importante è che se ne parli, poi insomma la gente, chi conosce sa che questi ragazzi come vanno durante tutto l'anno, insomma Filippo Zana non è l'ultimo arrivato neanche su strada, insomma lo vediamo già lì al comando con dietro Alessandro Picco, e insomma sono ragazzi, mentre Calloni lo vediamo che era caduto, eccolo qua all'inizio proprio in partenza, sta già recuperando molto bene. Io Picco devo non nascondere certo la mia ignoranza, non è che sapevo oppure non pensavo fosse un ciclocrossista di primo ordine, perché vediamo dietro la sta lasciando veramente tanta gente più acclamata, è un grandissimo Fontana. Sì, Picco viene dal Lissone Mountain Bike, è una squadra storica nel mountain bike, quindi sono anche ragazzi che hanno ancora un certo modo di guidare, sanno guidare molto bene. Fontana già davanti, dietro lo vediamo Tommy Dalla Valle che è un po' influenzato con Samuele Carpene, via via scorrono poi anche tutti gli altri. D'altronde io pensavo fosse un percorso per Tommaso Dalla Valle, però giustamente era leggermente influenzato e sta pagando un poco dazio. Certo che la stella è questa, insomma va via come un gigante tra i giganti. Sì, Sara Casasola, guardate, sta prendendo anche gli allievi che sono partiti prima di lei, senza dubbio una ragazza che sarà il futuro del fuoristrada italiano. Anche la Baroni, che sappiamo va forte quando cominciano queste giornate di fango, e Valentina Iaccheri, che anche lei insomma non è un nome sconosciuto ma è un nome noto per quanto riguarda il ciclocross, mentre Ilaria Pola in questo momento la vediamo, eccola lì che sta per saltare gli ostacoli, è in quarta posizione. Un Filippo Zana cosa vedresti lui in un futuro, cioè così uno scenario, abbiamo la sfera magica, cosa pensi nel suo futuro, cosa potrebbe fare nel ciclocross? Lui sappiamo predilige la strada. Sarebbe bello riuscire a conciliare il cross come stanno facendo tanti altri campioni, mi viene in mente Stibar di turno che purtroppo quest'anno ha avuto un incidente, ma se non fosse stato per quello avrebbe fatto tutta la stagione. Quindi è un bel ragazzo che crescerà bene, l'importante appunto è mantenere questi ragazzini, come un bel speranza per il futuro è Filippo Fontana, Tommaso Dalla Valle, Cover, insomma questi ragazzini qua, Carpene, sono ragazzini molto duttili che fanno cross, fanno mountain bike, fanno strada e vanno forte dappertutto. Nel frattempo insomma la gente si è asseppata per vedere l'arrivo, lo vediamo Filippo Zana che riesce ancora una volta a primeggiare, quindi sempre più leader del Master Cross, va a battere Lorenzo Calloni, attenzione perché insomma saranno
veramente una bella lotta per quanto riguarda i campionati italiani in Puglia. Terzo Alessandro Picco, lo vediamo da lontano, sta per arrivare, questi sono dei doppiati. Terzo Alessandro Picco del Lissone Mountain Bike, quindi andiamo a eccolo qua, lo vediamo con la maglia rossa Lissone. Quarto Alberto Brancati, quinto Andrea Martinelli, sesto Lorenzo De Vettori, settimo un'altra persona che viene da lontano, un altro ragazzino, Raffaele Lavieri, anche lui Loco Bikers, e vengono insomma da molto molto lontano. Lo vediamo Filippo Fontana, e nel frattempo lasciamo scorrere il suo compagno di squadra, eccolo qua, piccolino, sagoma inconfondibile, Filippo Fontana va a vincere, insomma si va a riprendere i punti che aveva perso Brugherio perché era stato a casa perché aveva la cresima. Secondo lo vediamo, eccolo lì, nel frattempo Leonardo Cover, quindi Leonardo Repetti, Samuele Carpene e Tommaso Dalla Valle. Questi sono gli allievi al primo anno, lo vediamo, eccolo lì, Cover in maglia di leader. Attendiamo nel frattempo anche le ragazze allieve. Penso che se insomma non gli è successo niente dovremo vedere insomma la sagoma di Casasola, mentre nel frattempo insomma bravo Tommy, perché so che ha un po' di febbre, quindi bravo Tommy, ti riprenderai poi più avanti. Eccola qua Sara Casasola, non ne sbaglia una in questo momento, quindi sempre più leader del Master Cross. Sara Casasola che va a battere Francesca Baroni, Valentina Iaccheri, Ladia Pola e Francesca Selva. Una nota, vorrei soltanto ricordare che il Master Cross chiaramente è sponsorizzato da Selle SMP e quindi oggi era presente con le sue figliole. Adesso un po' di premiazioni, i podi e poi le interviste come consuetudine, un po' di rito. Filippo, una bella vittoria qui a Faè, vicino a casa tua. Qualche rimpianto ce l'hai per il Master Cross? Sì, sicuramente. Purtroppo la seconda tappa di Brugherio non ho potuto partecipare, però sono contento così. Le gare le faccio anche bene. Oggi proprio non me l'aspettavo, però è andata così e sono felicissimo. Non c'è più da stupirsi con te, Sara, una bellissima vittoria, una stagione veramente incredibile. Beh sì, dai, anche oggi è stata una bella gara, sono molto soddisfatta. È stata dura perché la Francesca era lì vicina, comunque stava anche recuperando l'ultimo giro, però è andata bene e sono soddisfatta. Come ci si sente dopo oramai mezza stagione del ciclocross essere additata come sempre la vincente? Beh dai, fino adesso è andata veramente molto bene, non mi aspettavo di fare così. Speriamo di continuare e di non andare peggiorando. Noi ti auguriamo di no. Grazie. Vado? Filippo, oramai non è più una sorpresa, stai veramente dilagando, hai una forma strepitosa da dove è arrivata. Ma oggi e ieri sono andato benissimo, la gamba c'era, ho provato ad attaccare subito Calloni perché sapevo che era molto forte, aveva una buona gamba, ci sono riuscito e dai, sono arrivato queste due vittorie splendide. Vestire la maglia in casa propria penso sia qualcosa di importante. Sì, è una grande emozione, arrivare secondo e prendere anche la maglia è una vera emozione. Oh, che bell'applauso! Che bell'applauso! Un ringraziamento va fatto a Legna perché guarda, è venuta qua con la bambina, con Mia, poverina, ha fatto la cronaca perché ha una passione sconvolgente, bisogna farne, è una rompi, guarda, esagerata, però ha una passione e ha una competenza incredibile. A voi fa piacere che sponsorizzate delle gare, no? Sì. Vi fa piacere se qualcuno sa fare il proprio mestiere? Beh, direi che è la cosa necessaria. Dico questo, caro Maurizio, perché non sempre, secondo il mio punto di vista, diciamo così, le sensibilità sono diverse da tante parti, no? Però credo che le eccellenze vadano in qualche maniera accalorate, in qualche maniera pubblicizzate. Lileni è una che fa le cronache in una maniera senza bisogno di ordine d'arrivo, lo fa così, però la donna sempre paga dazio, ma è una donna. Io invece a me piacerebbe vedere una donna come Lileni che fa delle cronache esagerate, ma ad altissimi livelli, anche di più di qua, insomma, difficile, più discreto, però è bravissima. È assolutamente brava, ma io credo che il mondo donna sia un mondo fantastico, è innegabile.
sotto tantissimi aspetti, molti se non quasi tutti sono molto più bravi di noi, e riescono a pensare e a dire molto più di noi. Quindi le donne stanno dimostrando di essere non solo brave nella vita, nella famiglia, nei figli, nelle cronache, ma anche nello sport, e quindi questo ben venga, Certo. forza! Siccome abbiamo Alberto Brancati che dovrebbe avere forse un microfono, Alberto, ieri è stata una gara, abbiamo visto con gli allievi, insomma, bella, tu che fai? Ieri è stata una bella gara, il percorso appunto era molto bello, anche l'ambiente, e per l'ennesima volta sono arrivato quarto anche ieri, e niente. Ma tu ti aspettavi un Filippo Zana così in forma? Ultimamente sta andando molto bene, infatti faccio i complimenti, e niente da dire, sei Non ti bravo. sei fatto un'idea come mai, questo fa più strada, tu sei anche un biker, no? Quindi voglio dire, questo fa tanta strada, però nel ciclocross sta facendo cose importanti. Ma anch'io faccio attività anche d'estate, e l'importante è alternare i periodi di riposo, si riescono a fare tutte e due le cose. Damiano, tu che sei uno che hai visto Zana, io sono incredibilmente colpito da questo ragazzo, è vero Damiano? Ma Zana, come si vede ultimamente, va forte, anzi mi stupisce, gli auguro veramente che, insomma, che è vicentino come me, che possa arrivare fino agli italiani. Niente, anche domenica, scusa, lunedì ha dominato la gara, e per adesso penso che sia il migliore, e dopo fino agli italiani speriamo che vada bene. Si parla sempre dell'eterno discorso, io Zana lo vedo come Stibar, piano, non voglio acclamare un campione che non si sa bene, però se noi cominciamo a scommettere, a investire sui giovani, potremmo trovare forse una collocazione un domani anche in questa disciplina, perché bisogna pur far conti. Adesso stanno attingendo molto al ciclocross. Io non lo so, c'è stato un periodo, non voglio far polemica, che il ciclocross anche le grandi aziende lo hanno buttato via. Poi dopo si è rimesso Maurizio Schiavon a dare una mano, un contributo, e tutti quanti adesso gli piace il ciclocross. A me piace essere connesso sulle cose, insomma. Grazie per quello che fai, grazie a quelli che faranno, e speriamo che però abbia un successo il ciclocross con tutto il suo movimento e un po' meno i campanili anche commerciali. Sì, come dici un po' tu, inizia qualcuno che ci crede, e per fortuna ci sono aziende come quelli di Maurizio, e poi quando vedono che le cose magari vanno bene, che c'è stato qualcuno che ha avuto la passione, la dedizione di impegnarsi, perché sta tutto lì, è il concetto, certo. Lo fa soprattutto per volontariato, perché ha passione. Certo. Dopo un po' tutti saltano in carrozza, ma questo è una cosa fisiologica, perché si vede un po' dappertutto. Vorrei vedere se fra un po' di anni magari il ciclocross passa come disciplina olimpica invernale, a vedere, sì, lo speriamo, ma sicuramente lì ci sarà un salto nella carrozza di tutti quanti. Ah beh sì. Ma quello è indubbio. L'importante è che, a mio modo di vedere, ci restino delle figure che lo facciano, come ho appena detto, per passione. Per pura e unica passione. Ma fatevi un applauso a sto ragazzo perché me l'ha consigliato Lilenia. Dovete capire che non vedendo più Lilenia, alcuni dicono la Lilenia, Argesi l'ha cacciata via. No, non è vero niente, era leggerissimamente in stato interessante, povera. Però lei dall'altra parte ribadisce, ma io ti ho mandato Matteo Buso, io ti ho mandato la Elena Minto, quindi il suo scettro forte lo vuole ancora tenere. Però è pur vero, abbiamo visto, come diceva lui, anche nel mondo femminile, la Sara Casasola che sta facendo cose eclatanti, insomma, avercene, che poi dopo, insomma, su questi ci danno le medaglie per adesso. Bravi, bravi. Noi li guardiamo molto i giovani, bisogna aiutarli, perché i giovani sono il futuro. Cioè, ma non è modo di dire, è la verità. È la realtà. Quindi bisogna dare, spingere, investire su di loro, cercare di aiutare, noi lo facciamo al meglio che possiamo, mettendo sempre anche nuove risorse, e chissà che si possa investire sempre di più. Voi a Lucinicco, intanto avete già qualche iscritto? Sì, beh, il numero del cross garantisce ormai alcune centinaia di default, no? Quindi partiamo già con bei numeri. Dopo, essendo estremo est, gli ultimi scelgono anche in relazione alle condizioni atmosferiche. L'anno scorso è stato devastante, è stato un periodo, cioè, si navigava più che per pedalare. Quest'anno le previsioni mettono freddo, e quindi si dovrebbe... Friuli sta facendo molto sta facendo nel ciclocross.
abbiamo una persona come Daniele Pontoni, che è stato per tanto tempo il faro, no? Adesso ha ripreso a essere impegnato al 100% come direttore sportivo della società Anima Nera, ha raccolto i migliori giovani del Friuli, sta facendo un bel programma. C'è una squadra friulana. Sì, sta facendo un bel programma lui sicuramente, e dietro li andiamo tutti noi. Ci siamo collegati alla volontà dei ragazzi, più che essere il direttivo e i dirigenti, i ragazzi ci hanno dato lo stimolo ad andare lì, partendo dai due gemelli quella volta che erano con noi, e dopo tutti quelli che sono venuti, Moreno Pellizzon, i Brancati adesso. Sta comportando bene, sì, sta pagando lo scotto nel passaggio Under 23, sono tutti che camminano, il nostro miglior Under 23 e il miglior Elite assieme, perché ieri Joe ha fatto un numero non da poco, no? Però secondo me ci manca quella convinzione, non vorrei ripetermi, di fare un salto e andare noi a mettere il naso fuori dall'Italia e fare esperienza, perché siamo bravi qua e nel ciclocross bisogna andarle a prenderle fuori. Andare a prenderle fuori vuol dire star via, no? E i ragazzi che studiano non lo possono fare. Ma credo anche questione economica, perché poi dopo alla fine anche gli spostamenti in Italia, se non ci fosse il Trofeo Triveneto e il Mastercross, non potremmo mica tanto cantar messa, voglio dire. Sì, però sai, quando tu vedi i nostri atleti andare che camminano, perché c'è atleti di un certo spessore, che dici possono gareggiare, competere con belgi e olandesi che sono padroni del ciclocross solo in determinate condizioni, ti dispiace, perché da Marco Aurelio in giù è gente che ha doti, però devono competere. Devono confrontarsi. E lì bisognerebbe una sinergia di intenti tra sponsor, come possono essere SMP, ma adesso rimaniamo lì, diciamo, accettiamo, e tutto l'insieme, e la nazionale farli fare degli stage. L'anno scorso c'è stato, dopo anche uno strascico, che abbiamo presentato pochi atleti al mondiale. Bisogna portarli su, cioè devono prenderle. Devono prenderle per crescere. Io porto un collegamento sempre fuoristradistico, però con le moto. Cairoli, che è diventato quello che è diventato, all'inizio della sua carriera non sapeva andare sulla sabbia. Si è spostato, si è trovato anche la donna su, e adesso va più forte sulla sabbia di come andava gli olandesi. A proposito di mazzate, facciamo andare via adesso la gara degli amatori, e poi dopo, a proposito di mazzate, sentiamo quante mazzate prendono questo dello Slider King, perché qua di mazzate se ne prendono tante. Sì. Quindi via gli amatori tutte le categorie. Anche le donne? No, sì, le donne amatori, sì, le donne master, sì. Ma le master. Perché amatrici non mi viene bene. Non è neanche bello. Amatore non si dice. Dicono donne amatore, ma non mi piace manco. Master, delle brave ragazze, vero? Dai. Sì. Beh, anche loro si impegnano come gli altri. Porco boia, guarda la Chiara Selva, è un fenomeno. Via la clip. Bene, con le immagini siamo sempre a Faedio Oderzo, questa non fa parte del Mastercross, comunque categoria amatori tutti, comprese le donne, ma valida per il Trofeo Triveneto, che scusate se è poco, un calendario lungo da ottobre ci terrà compagnia fino al 18 di gennaio con la chiusura a Vittorio Veneto, quindi è tutto partito dal Trofeo Triveneto, grande rispetto per questo trofeo, e soprattutto un Beppo Dal Grande che raccoglie i panni, lui è fratturato, una costola fratturata, poverino. Che fine che hai fatto, Giuseppe, ti aspettiamo tutti quanti là sui nastri di partenza, perché quello è il tuo posto. Parte chiaramente la fascia 1, poi fascia 2, fascia 3 e le donne. Sì, un bellissimo numero di amatori, e vuoi anche perché molti accompagnano anche i ragazzini poi nelle gare, insomma, nazionali. Qui insomma vediamo i fotografi, salutiamo anche Photoball Gun, eccoti Nicola che guardi, per una volta non sei dentro il camper, mentre Del Rizzo lo vediamo, prende subito la testa con Folcarelli, Retis, Lavarda, insomma tutti quanti i ragazzi che normalmente siamo abituati anche a conoscere. Mi piace vedere che per una volta ci sono 7 master, non 3 donne, quindi insomma stanno crescendo. Un saluto anche a Elisa Dalcin che correva con me quando era junior e anche under 23 ed è tornata al ciclocross, quindi Elisa viene a fare più gare perché insomma servono anche ragazzine giovani. Tanto per dirti, non ero tanto in campo, io sono quello che si sporca le scarpe più di tutti, qui sta facendo una maternità che sta durando 18 mesi. No, è un mese neanche che ho partorito Argesi, dai, sta buono che sono già qua che commento.
comunque come anche qui vediamo anche gli amatori, c'è chi riesce a affrontare il ponte in bicicletta, c'è chi lo affronta a piedi, ovviamente anche qua la qualità e la quantità di persone varia, quindi c'è chi appunto è già più scafato e riesce ad affrontare senza nessun tipo di problema, c'è chi magari qualche problema se lo fa e quindi dice aspetta, devo andare a lavorare domani, meglio che smonto nell'affrontare appunto questi tratti. Prima tu dicevi, intanto io Chiara Selva la metterei sempre tra le principesse perché è una ragazza straordinaria, ma tu prima parlavi dei genitori che portano spesso i ragazzi e loro stessi corrono, come Lara Torresani, che mi faceva una confidenza. Tu Nicola non lo dici mai, però vorrei che tu dicessi questa cosa qua, quindi non la dico io, la diceva Lara, nel senso diceva tanti genitori che incitano a volte fuori luogo i propri ragazzini, specie anche G6 e anche esordienti, dovrebbero provare a salire in bicicletta come faccio io e vedresti che sarebbero molto più camomillati e forse i ragazzini si stresserebbero di meno. La cosa più bella di Lara Torresani è che, ecco, intanto nel frattempo, insomma, questi scivoloni ci stanno, la cosa più bella è che, tranne queste gare nazionali o internazionali, nelle gare normali regionali del Trofeo Triveneto corre con sua figlia, perché sua figlia, appunto Letizia Borghesi, è juniores, e quindi è molto bello, no? Mamma e figlia che corrono assieme, è vero? Folcarelli stesso, poi corre suo figlio è junior, insomma, serve perché poi anche ovviamente possono anche provare anche il percorso, cioè magari il genitore poi magari viene da anche una carriera nel ciclocross, nel caso ad esempio di Folcarelli può anche spiegare diciamo ai ragazzini come si affrontano certi passaggi. Nel frattempo abbiamo visto i 3 tricolori al comando, Folcarelli, Del Riccio e Lavarda, quindi sarà veramente una bella lotta tra queste 3 maglie tricolori, mentre appunto le vediamo che tutte affrontano a suo modo appunto i passaggi tecnici e Lucia Pizzolotto una storia del ciclocross, una storia del ciclismo, perché ricordo insomma che io sono passata elite quando lei era campionessa italiana in carica, mentre Folcarelli lo vediamo già davanti, eccola qua Lara Torresani, insomma ci sta anche appunto, ne abbiamo parlato, la mamma sprint, no? Io la chiamo così. Abbiamo voluto creare una copertina diversamente dalle altre puntate per dare un po' di visibilità anche a coloro che di solito insomma vengono un po' messe nell'oscurità. Grande Diego Retis, lo abbiamo detto. Hai fatto bene a citare proprio Massimo Folcarelli, sono contento tra virgolette, ma c'è un Carmine Del Riccio e quando c'è Folcarelli la patisce. È anche bello vedere, anche se sono delle categorie diverse, perché appunto uno è un Master 3, l'altro un Master 2, Lavarda un Master 1, però almeno c'è un po' più di lotta, no? È anche più bella anche da vedere, infatti auspico che anche nelle donne Master cresca il numero, perché Chiara Selva è molto brava, però sempre i soliti podi, le solite classifiche, è bello vedere anche qualcosa di movimentato. Paola Magnago la vediamo che sta andando molto bene nell'ultimo periodo, mentre nel frattempo Folcarelli sta appunto prendendo le redini del comando. Dietro in seconda posizione lo vediamo Diego Lavarda che sta crescendo settimana dopo settimana, anche lui è un ragazzino che molto spesso va in appoggio anche agli sportivi del Ponte, quindi insegna anche alle ragazzine degli sportivi del Ponte a questi passaggi. Saluto anche a mamma Bresciani, veniteci a trovare perché vi aspettiamo come l'anno scorso. Io sono in compagnia, voglio soltanto dire una cosa, grazie alle immagini dell'esterna di O Bianco o Nero che sta producendo tutto il Mastercross, vediamo intanto, ti lascio il microfono. Sì, intanto ha vinto Massimo Folcarelli su Carmine Del Riccio e Diego Lavarda, purtroppo un inconveniente ha sottratto a Lavarda il secondo posto e ne ha approfittato Del Riccio. Segue Nuha, Retis e Perin, mentre amatori della fascia 2, intanto gli dico Luigi Carrer su Gianfranco Mariuzzo e Flavio Zoppas, Sergio Giuseppini in quarta posizione, intanto li vediamo, e Chiara Selva vince tra le donne Master con Paola Magnago e Mariangela Roncacci in terza posizione, fascia 3 Mares, Dovigo, Feltre. Vai Nicola. Abbiamo visto uno Zoppas leggermente attapirato, però insomma ci sta pure questo. Dicevo, una considerazione bisogna farla grazie a Gianni Del Santo, noi riusciamo a commentare, guardare in faccia i corridori, non abbiamo bisogno di leggere, poi tu sei un fenomeno, intanto Mars lo vediamo adesso, e la Chiara Selva. Vediamo i corridori in faccia, perché insomma è anche giusto che si riconoscano. È giusto che si riconoscano, poi per noi è anche più facile commentare, visto che li conosciamo, quindi li vediamo in faccia. Ma la conoscenza non è portata, non è gratuita, perché vuol dire stare là, essere sul pezzo. Avrei delle cose da dire, essere sul pezzo, essere sempre lì vuol dire comunque condividere, vuol dire conoscere, vuol dire anche poi sapere. Guardiamo le biciclette come sono ridotte, chiaramente adesso un poco di premiazioni, guarda come sono ridotte, fango dappertutto, ne hanno portato veramente tantissimo e sono anche chili che si appesantiscono, e per quello che tanto poi bisogna lavarle tante. Togliamo Maurizio Schiavon, patron di questa gara, grazie a lui si possono fare questi eventi, e adesso di nuovo in studio.
Ma che bravi ragazzi questi qua dello Slider King, è vero. A proposito di zio, mi sono dimenticato di salutare una mia zia qua al locale, zia Silvana, sai che io sono più di zie. E mi chiamano e devo salutarle, io ho le zie. E posso salutare le mie zie. Ciao zia Silvana. Allora, mi sono tolto proprio... La zia è sempre la zia. Ci mancherebbe altro. Allora, abbiamo visto gli junior. Cioè, scusami, le donne amatori e gli amatori. Del Riccio ha buscato stavolta. Ma sto Folcarelli è sempre stato veramente la bestia nera di Del Riccio. Sì, già anche nelle altre gare a livello nazionale ho visto che è sempre primeggiato, non ce n'è per nessuno, lascia minuti agli altri. E poi c'ha il figlio che corre anche lui. Sì, e anche lui si sta dimostrando un bel atleta, è già, se non mi sbaglio, è anche andato all'europeo, certo. quindi voglio dire è lì che compete anche lui a livello internazionale. Cosa c'è di più bello del ciclocross? Dove un genitore, adesso io non voglio fare il moralista, credetemi, non me ne frega proprio niente, però la famiglia si unisce. Io so di una persona che dal 2005 che ha smesso di guardare la televisione, no? E vive da Dio, ma credo che sarebbe da farlo, cioè nel senso smettere di sentire tutte le porcate che sentiamo per reinventarci un nuovo tipo di stile di vita, una dieta di vita, una dieta vera e propria. Siamo pieni di ogni ben di Dio, che crediamo di avere ogni ben di Dio. Io dico sempre che la nostra infanzia, Maurizio, e anche te che più o meno l'età, la nostra infanzia avevamo una marea di cose, perché avevamo la campagna, avevamo i fiumiciattoli, avevamo il pallone, ci organizzavamo delle mini Olimpiadi con quello che possiamo. Oggi pensiamo che i giovani abbiano tutto e invece hanno soltanto un iPod e un telefono. È una tristezza esagerata. Cioè può scattarci l'applauso, lui mi guardi con la faccia così, incantato e non mi dai un applauso. No, mi devi applaudire, se no se ne esce fuori. Dagli il microfono. Daglielo a lui. Come ti chiami, nome e cognome? Io sono Stefano Delonghi. Ho detto una cazzata? No, assolutamente no. Hanno solo quello. iPod, iPad e smartphone, corretto. Sono da soli. Io credo che sia veramente una tristezza infinita, ma qua dobbiamo farci noi un mea culpa. E allora, io quando dico usciamo dallo scenario dell'io sono, no? Io organizzatore, io sono, e quando c'è un momento di proscenio maggiore mi dimentico dei miei sudditi e ci metto la mia faccia, dimenticandomi che una cosa buona rende compartecipi tutti, coloro che sono dal basso, come voi, come me, e poi man mano a salire, no? Quindi dare un'occasione alle famiglie di riunirsi, poteva essere retorica 20 anni fa, oggi è necessaria, perché le famiglie sono sbiellate complete. Stiamo dando tante occasioni di disunire la famiglia. Il ciclocross a me questo sta insegnando, Maurizio. Vado al freddo perché mi piace starci con la gente, perché vedo le mamme, i papà, si confrontano con i figli, si incacchiano pure, però è un modo per fare qualcosa insieme. Questo che dico io è importante, la sponsorizzazione, perché finalizzata a se stessa non serve a niente. No. Mi sono spiegato? Certo, assolutamente. È un grande motivo di riunione. Sembra impossibile, ma gli amanti del fango si ritrovano sempre tra loro, poi alla fine. Il fango deve anche un po' piacere. Posso fare una battuta? Diciamo nella merda siamo in tanti, sì. Per cui vabbè, fate un applauso, però nello vabbè, ma mi ci metto, ma è vero, non siamo mica tutti miliardari, tutti pamperoni, tutti felici, sai. Non è vero. Comunque ieri appunto si vedevano e si percepisce, c'è proprio la riunione, ci sono famiglie intere che si spostano, oltre a tutti quelli che sono venuti appunto a vedere la manifestazione, ed è un grande momento di riunione, sì, bisogna darti ragione. Però io inneggio sempre a Folcarelli, a Carmine Del Riccio che viene con la sua figlioletta e la sua moglie, ai Paccagnella, perché secondo me sono qualcosa di quel valore aggiunto. Tornando invece alla volontà di compartecipare, creiamo un piccolo spazio, tanto così per rilassarci, con questa bella idea che hanno avuto dei ragazzi, Eddie Fedato, presidente dello Slider King. Questa partiamo dall'inizio, dei ragazzini come voi, qualche anno fa, in un piccolo paese italiano, si sono inventati questo modo di andare in triciclo. Allora questo modo di andare in triciclo, io te la faccio breve, poi dopo tu entrerai dentro nei particolari, ha portato sì che all'estero
abbia riscosso un successo incredibile. Addirittura in Brasile vi trovate con 300-350 iscritti, gente, io dico tra virgolette pazza, ma pazza non è, che si lancia dalle montagne e viene giù per forza di inerzia con questi, oramai non so che si chiamarli tricicli, motociclette, però con un ambaradan in sicurezza. Avete creato una regola comportamentale nello sport, siete affiliati al CONI, quindi a tutti gli effetti siete un'organizzazione sportiva e i numeri sono eccezionali. Ho detto delle cagate? No, assolutamente, anzi direi che siamo ancora piccoli noi, dobbiamo ancora crescere tanto e fortuna che i team che si sono formati di ragazzi collaborano nell'organizzazione degli eventi, delle gare, danno tutti una mano, perché altrimenti non ci sarebbe modo di poter oggi partire nel giro di un paio d'anni, diventare ad essere qualcosa di simile a quello che vediamo nel ciclismo, nel ciclocross. Fatalità, noi siamo legati al ciclocross proprio grazie a Mara, perché abbiamo una ex ciclocrossista professionista, e siamo noi a scoprire oggi il ciclismo, il ciclocross e altre cose per merito di questo. Io il mio passato l'ho fatto nel mondo delle auto da corsa, quindi ho preso dei regolamenti, delle cose che nascono nel mondo delle auto da corsa e mi sono avvicinato al mondo della bicicletta, perché i mezzi usati per simulare una guida di un'auto da corsa sono più simili alle biciclette. Sembra strano, ma è così. Questo dà modo a tutti, di tutte le età, ripeto sempre, abbiamo provato con i bambini più piccoli a persone più anziane, abbiamo 3 anni, 91 anni la differenza, quindi... Certo. Ma quando la Mara dal Borgo mi ha chiesto, poi dopo la sentiremo, quello che a me interessa, indipendentemente da un movimento che sta crescendo e può essere numeri, quindi può essere un PIL anche per gli industriali che vogliono investire, ma il PIL più importante per me è proprio questo grande ventaglio, no? Sì. Dove qua vedo degli anziani, ma vedo anche dei ragazzini. Qua davanti abbiamo un anziano, ma vediamo anche dei ragazzini, cioè sì, comprende parecchio. Ho visto anche dei ragazzini. Cominciamo qui, abbiamo i rappresentanti di 5 team, quindi almeno un rappresentante per team. Questo fa capire una cosa che si parlava prima, la famiglia, no? Noi avevamo all'inizio i bambini che tifavano il papà che scendeva. Certo. E la cosa strana, oggi i più forti hanno comunque un'età, sono circa 40enni, quindi adesso cominciano i più giovani a farsi vedere, però sono i 40enni che stanno dando del filo da torcere a tutti quanti, è l'età... Tu dici che andate anche all'estero, allora brevemente devi raccontare, dietro ho visto delle gomme rigidissime quasi da giocattolo, hanno una funzione particolare, oltre davanti avere dei freni a disco, quindi avere già una tecnologia più sofisticata. Sì, le ruote sono ruote da giocattolo, certo. Cioè, queste sono le ruote che si vedono nei giocattoli dei bambini, quindi... Però hanno una loro funzione. Sì, sono di plastica, questo serve per scivolare, perché il bello del mezzo è tenerlo sotto controllo quando sono delle velocità, quindi quando si raggiungono i 40-50 km all'ora, comincia a scivolare il mezzo e questo costringe a tenere una guida che è molto molto simile al controllo che si ha con un'auto da corsa in pista. E l'idea è proprio questa, è di far provare con qualcosa con un costo minimo, un'esperienza, un'adrenalina che si proverebbe con un'auto in certe situazioni molto più importanti. Può esserci un mercato? Beh, già in questo momento c'è, esistono, noi abbiamo oltre che girare il mondo e avere diversi stati dove proponiamo il nostro regolamento, perché poi all'interno di ogni stato sono dei gruppi che creano delle singole gare, dei singoli eventi. Il mercato c'è perché abbiamo qui un ragazzo che ha vinto il campionato, che quest'anno ha vinto, che è Davis. Davis ha avuto dei contatti dalla Malesia per proporre delle componentistiche che producono in Malesia, e questo dimostra il fatto dell'evoluzione di cosa si può io credo succedere. Che qualche imprenditore la guardi questa trasmissione possa essere incuriosito. Io credo, Maurizio, che la conoscenza o un'invenzione, perché questa di invenzione si tratta, perché mi pare che il brevetto di idea, diciamo così, sia vostro, no? Sì, il regolamento quindi è nostro. ne godrà un domani il paese Italia, sempre se non sarai affascinato da qualche estero che ti riempie di sordi e tu dici vabbè, piuttosto che, però se noi italiani ci crediamo potrebbe essere qualcosa che possa
stuzzicare, perché io qua vedo tantissime cose. Sì, sì, ma questo sicuramente non è certo un arrivo, è solo un punto di partenza. Quindi probabilmente io sono rimasto stupito perché non conoscevo questa specialità fortissima, simpaticissima. E vanno a 100 all'ora probabilmente... anche, arrivate. Qualcuno ci è arrivato. Qualche pazzo. Bene, adesso io vorrei qua, Mara dal Borgo, alzati dai, facciamo tutti in diretta, dai. Guardate che stangona sta ragazza, questa che ha portato via il ciclocross. Dagli il microfono. Tu è vero che eri ciclocrossista professionista? Ho fatto l'elite l'ultimo anno, sì. E ci hai traditi? Sì. È vero? E ti piace così tanto questa disciplina? Mi piace tanto e specialmente non è così faticoso, quindi... Tu dicevi prima non faccio il ciclocross perché era tanto faticoso, quindi un pregio e un applauso ai ciclocrossisti ci sta tutto, perché vuol dire essere veramente forti. Noi parliamo di ciclocross. Chiaro che questo è qualcosa di più dilettante, cioè di allettante, ecco, un po' meno impegnativo. Sì, è meno impegnativo sicuramente a livello fisico, però la tecnica ci vuole tutta, perché è tanto difficile da guidare, specialmente in curva, e hai 2 ruote di plastica che non tengono, quindi devi fare tanto movimento del corpo, il carico del corpo è fondamentale. Tu hai detto prima che non guardi dal 2005 la televisione. Sì. Io voglio capire questa cosa qua, sono curioso. Anche perché uno che guarda in meno scratch mi rode. Per fortuna ci siete sul web. Sì. Sì, ho eliminato la televisione del 2005 perché gran parte delle volte purtroppo fanno vedere cose negative che rovinano un po' l'umore e le giornate delle persone. Però sei informato lo stesso. Sì, certo. Sì, la radio c'è, il PC c'è, quindi il telefono si riesce a informarsi. Fatti un applauso a Mara dal Borgo. Grazie Mara, sei sempre una bella ragazza. Oh, io sono l'unico conduttore che dico spegnete la televisione. L'unico. Preferibilmente dopo questa, però preferibilmente, ma perché credo che quello che ha detto non è una banalità, siamo circondati da brutte notizie. Noi ogni tanto cerchiamo di tenere compagnia con questa trasmissione facendo passare un'oretta e mezza così in grazia di Dio, senza essere sempre, sai, nervosi eccetera, però abbiamo bisogno di un po' di buone notizie, no? Fortuna che pubblichi però, come ha detto la Mara, la puntata il giorno dopo, perché so, perché so che c'è chi ti guarda lo so, il giorno dopo. ma ti dico una roba incredibile. Stai attento, cosa dici se mandiamo junior donne? Entriamo nell'internazionalità della gara, quindi passiamo agli junior e alle donne tutte. C'ho 2 ore e 5 di diretta Rai, ragazzi. Sì, abbiamo cominciato con gli junior e le donne apposta, sì, certo. Quindi via alle donne e agli junior. Benissimo, siamo di nuovo qua con Faedio Derzo, gara internazionale Mastercross Stelle SMP. Qui siamo con junior e donne tutte. Junior, donne elite, donne under 23, donne juniores, gara internazionale, quindi assegna punti UCI ottimi per le prove di Coppa del Mondo e anche insomma per testare un po' la condizione di questi ragazzi appunto in campo in questo percorso internazionale. Sala davanti, lo vediamo Folcarelli, Dorigoni e via via lo vediamo Giorgio Rossi in maglia di leader, quindi Smarzaro, Michelino Bassani e De Bellis sono questi al momento gli atleti al comando. Ecco, tu hai detto una cosa, questo sono Master Cross, Master Top Class, allora chi vince oppure chi si piazza, vogliamo dire che forse quando farà una gara internazionale partirà in una griglia più avvantaggiata. Sì, ci sono dei punti, essendo una gara internazionale ovviamente questi punteggi sono i primi 10 primi 10 o 15 in questo caso prendono dei punti che poi servono quando vanno a fare le gare internazionali, non solo qui ma anche all'estero soprattutto. Smarzaro, Rossi, lo vediamo, e Folcarelli inseguono, da dietro appunto Sala che è partito veramente come un fulmine, Michelino Bassani in questo momento lì a Bagnomaria, incitato anche dalla Sara Padovano, la salutiamo, la moglie di Ivan Kais, De Bellis, eccolo qua, che cambia in questo percorso con la scusa che adesso comincia anche a venire fuori il sole, il terreno va un po' a ricompattarsi, quindi è molto importante cambiare bici spesso perché c'è il rischio
appunto di spaccare i cambi. Nicoletta Bresciani con Alessia Bulleri sono le prime due in questo momento per quanto riguarda le donne Open, mentre Eva Lechner insegue in terza posizione. Sofia Begin, eccola qua, come non detto appunto, sfortunatissima rottura mi pare del cambio, guardando bene, esatto, bicispalla e va ai box. Siccome si perde pochissimo tempo, l'abbiamo visto anche da queste immagini uniche credo nel panorama degli eventi televisivi, non è che si perda molto, nel cambio di bicicletta si perde 2-3 metri, cambiarlo ogni giro non sarebbe male. Cambiare ogni giro non è male, poi vedremo nella gara degli elite come ad esempio i ragazzi belgi che sono abituati a correre sempre col fango cambiano veramente in 10 secondi neanche. Ovviamente bisogna anche allenarsi nel cambiare la bici, nell'entrare ai box. Ricordiamo che quando si entra ai box è necessario cambiare bici, altrimenti bisogna mettere giù il piede e ripartire, non si può entrare ai box e passare dritti, per fare un esempio. L'abbiamo visto Sala, Dorigoni, poi abbiamo visto Giorgio Rossi, Smarzaro, Michelino Bassani. Ricordiamo oggi, lo vediamo un po' più indietro, Edoardo Nichele che è caduto in partenza, quindi peccato a questo ragazzo che stava andando molto bene in questo periodo. Alessia Bulleri cerca di staccare Nicoletta Bresciani, sappiamo insomma sono atlete che vanno molto molto bene quando c'è il fango, specialmente la Nicoletta va molto bene anche in questo tipo di percorsi dove c'è anche appunto da guidare, ma vediamo rientra subito da dietro, sta rientrando molto forte Eva Lechner che è caduta nell'inizio, insomma nelle prime parti della corsa. Eva Lechner alla seconda gara nazionale che insomma qui in Italia ha vinto ieri, il giorno prima insomma in quel di Rossano. Andremo a vedere cosa succederà oggi. Abbiamo citato poco la Anna Oberparleiter che comunque ricordiamo sta in maglia, insomma è un po' come Braidot, no? Censiamo i campioni, ma la Anna Oberparleiter insomma è lì. Anna Oberparleiter è caduta anche lei a inizio gara ed è lì che insegue assieme a Elena Valentini, quindi in questo momento in quarta e quinta posizione abbiamo Oberparleiter Valentini, mentre prima e seconda eccola qua Alessia Bulleri e Nicoletta Bresciani. Poi ricordiamo che c'è una certa Chiara Teocchi che anche lei insomma è un under, è in maglia anche, insomma io credo che stia facendo un trofeo eccezionale la Anna Oberparleiter. Davanti vediamo anche una Elena Valentini, cioè questa qua è una campionessa, ragazzi. Sì, Anna è andata molto bene, migliorata moltissimo quest'anno, gioco forza, però sappiamo che fra un po' ci abbandonerà perché lei fa la maestra di sci, quindi vive con lo sci. Quando arriva la neve in montagna, anzi a casa sua perché è da Val d'Aora e giustamente un po' di riposo lo farà. Intanto i box si lavora come non mai. Eva Lechner che insomma pimpante, non ha risentito dello stop di un mesetto che ha fatto, ricordiamo era partita a inizio stagione con le gare in Svizzera vincendone già, è già al comando e ha già preso Nicoletta Bresciani che in questo momento è in seconda posizione. Bellissima questa immagine da dietro con Valentini Oberparleiter, mentre la vediamo che andiamo a vedere la prima juniores che in questo momento è la Alessia Verrando, mentre eccolo qua lo vediamo l'arrivo vittorioso di Stefano Sala della Guerciotti che va a vincere questo importantissimo traguardo, quindi ottima la sua vittoria. Andiamo a vedere chi è il secondo, dovrebbe essere Giorgio Rossi, eccolo qua in maglia di leader, idrodrein bianchi, terzo posto per Daniel Smarzaro, maglia Carraro Team Trentino, eccola qua la maglia fosforescente, quindi Jacob Dorigoni, Antonio Folcarelli, Michelino Bassani in sesta posizione. Attendiamo anche poi, lasciamo scorrere volutamente tutti, attendiamo l'arrivo donne. Eva Lechner riesce nell'ultima tornata a prendere Nicoletta Bresciani e quindi va a vincere per l'ennesima volta qui a Faedio Oderzo. Segue Nicoletta Bresciani, la attendiamo, eccola qui in maglia Scott, quindi Alessia Bulleri, Anna Oberparleiter, Elena Valentini e Alice Maria Arzuffi. Tanto complimenti per un'organizzazione perfetta, gli sportivi del Ponte. Intanto vediamo le premiazioni, prima abbiamo visto la signora Rocchetta, mamma di Federico Zurlo che è in America, da poco passato professionista, complimenti a lui che abbia una bellissima e lunga carriera. Maglia di Mastercross alla Anna Oberparleiter, chiaramente trofeo Triveneto va a appannaggio della Letizia Borghesi, chiaramente una bella giornata di sport, di nuovo in studio per i commenti. Bene rientrati, ci mancano soltanto più gli Open, gli Elite con i grandi big. Lucinico, io vorrei dare qualche orario se fosse possibile, come è iniziato, a che ora e soprattutto dovete dire alla gente dove uscire, perché Lucinico la gente piglia paura. Io sai perché parlo di...
Ho un saluto da farlo, abbiamo intervistato prima che è quel ragazzo esordiente che arriva da Potenza, Serre, se non sbaglio, no? Che si fanno e hanno piacere di venire. Pensa, prima dicevi, noi dovremmo andare all'estero per farci le ossa, questi partono da Potenza, 1000 chilometri, una tragedia, no? Verranno forse anche da voi. Cioè io queste sono cose che me commuovono, la famiglia, una famiglia modestissima che fa sacrifici come quelli che fanno sacrifici per far suonare la chitarra o l'arpa o il pianoforte ai propri figlioli, la famiglia si carica di esse, partono. Io la vedo come una cosa poetica, poi dopo sarò pirla, ma la vedo così. Quindi diamogli delle informazioni. Adesso che il vecchio raccordo Villesse-Gorizia è diventata autostrada, la consiglio di venire fuori fino a Gorizia e uscire alla porta d'Europa, questo mega investimento che hanno fatto Archi e Fiori, e da lì seguire le indicazioni che noi metteremo, perché altrimenti se si prende la vecchia uscita di Gradisca, che una volta era la più vantaggiosa, adesso hanno fatto tutta una viabilità. L'uscita, diciamola chiara, è Gorizia. A 34, e poi Lucinico. Sì, seguire le indicazioni per Lucinico. Quanti chilometri dopo l'autostrada? Perché è importante essere precisi. 4 al massimo, 3,5, 4. Cioè siamo là. Sì. Esco dall'autostrada, manco mi diverto. No, vabbè, subito. Vai a fare un giro in Slovenia, tieni un 2 slide. A che ora parte la prima gara? È 11:30, cominciamo con la gara riservata ai G6 e dopo a seguire mezzogiorno. Vogliamo dire che funzionerà uno stand gastronomico? Funziona. Che la gente può anche venire a mangiare? Non ditemi che... Enogastronomico. Ho dimenticato il suffisso importante. Ma voi avete mica... È la patria del Piccolite, se non sbaglio, anche. Non proprio la nostra zona, però, un po' più su a nord-est. Che vino è il Piccolite? È un tipico della zona di Artemis, da quelle parti lì viene raccolto. Ed è rarissimo. Sì, costoso anche. Però insomma tutta la zona, se poi apriamo per una diatriba tra chi ha cominciato a fare vini migliori e quant'altro, so già che l'anno scorso mi sono infilato in un cul-de-sac, quindi non me ne uscivo più. C'è che dice, fatemi parlare del Piccoli e me dei tricicli. No, perché lo conosci il Piccoli. Sì. Ne fanno una produzione enorme, però non tutti sono piccoli, di piccoli costano anche molto, mi pare. È molto buono, tanto per dare qualche indicazione enogastronomica, anzi sappiamo, è molto pregiato, buonissimo. La zona di Cormons. Sì. C'era una grande azienda che io ricordo, ma tantissimi anni fa, che lo produceva, bottigliette piccole, chiaramente molto preziose, ma questa è la bellezza dell'Italia. Ragazzi, abbiamo il Piccolite, il Sansicai, abbiamo il Barbera, il Merlotto, il Lambrusco, abbiamo cose che altri non hanno e riusciamo a farci del male da soli. Ma guarda che roba. Abbiamo anche gli Elite a mandare, guarda. Sì, arriviamo alla gara clou. Cioè, ma che trasmissione del cacchio è questa? In verità. No, cioè, si parla di Piccolite, di enogastronomia. Ma è giusto parlare un po' di tutto. Anche degli Elite. Bisogna anche, sì, certo, ma bisogna anche esportare un po' tutto il territorio. Ci mancherebbe altro. Scusa. Se ce lo esportassero anche da noi, quando arriviamo una cassetta di Piccoli, mica che ci offenderemmo. No, assolutamente. Eccola là, detta tutta. Una cassettina, va bene, anche una bottiglia. Passiamo alla gara clou, quindi via agli Open e gustiamoci questa bella gara. Esportiamo il brand italiano, il brand di Faè, grazie a Mirko Barattin e grazie anche a Maurizio Schiavon che ci hanno fatto vedere una pagina veramente importante di ciclocross. Gara che conclude la giornata di Faè di Oderzo, ricordiamo dalla mattina, intanto Bielli, mi è piaciuta una sua battuta, il sole bacia il Bielli, e questo gliela devo dedicare, bravissimo. E intanto vediamo qua Francis Mouret e chiaramente i miei amici che vengono a farsi salutare, vero, perché io sono in campo, tu no. Io adesso ancora in campo non ci sono, ho detto portare un po' di pazienza, poi quando torno. Però sono qua a fare il commento, quindi va bene. Gara internazionale, grandi nomi qui a Faè di Oderzo, insomma i migliori atleti nazionali, però insomma Bestens, Mouret, insomma Nipl e Simonek, insomma nomi che normalmente vediamo negli ordini d'arrivo in Belgio. Enrico Franzoi, Marco Aurelio Fontana, un po' ammalato però ha voluto essere presente, Marco Ponta, i gemelli Braidot, insomma un bel lotto di partenti, Gioele Bertolini, andremo a vedere, sarà veramente una bella gara. Anche qui lo vediamo che insomma le prime fasi di partenza sono veramente molto ostiche. Mouret, Baestians, Ponta,
Marco Aurelio Fontana, Brian Falaschi, insomma io lo dico, uno dei papabili per il campionato italiano, Elia Silvestri, Gioele Bertolini, Simonek, Pacagnella un po' più indietro con il San Parisi, lo vediamo anche Luca Braidot, Gioele Bertolini, Tommaso Caneva, l'altro San Parisi e Martino Fruetta. Questi sono i ragazzi che al momento sono al comando e Nicola Spettinà appunto che è a bagnomaria fra i due gruppetti. Benissimo, abbiamo citato Simone che è un grande corridore ma ancora deve far valere le proprie eccellenze, ma suo padre è stato un gigante. Suo padre è stato un gigante, lui è stato un po' sfortunato nelle ultime stagioni, però ricordiamo che ha fatto più di 5 vittorie quest'anno, quindi è un ragazzo che comunque ne ha come Francis Mouret, l'anno scorso protagonista assoluto, quest'anno diciamo che ce l'ha dura perché l'anno scorso era partito e aveva lasciato tutti lì, quest'anno sta cercando di distanziare gli altri, ma lo vediamo, insomma Vincent Bijstens che ha vinto 2 gare in una settimana praticamente è lì attaccato, come è lì attaccato Marco Aurelio Fontana, come è attaccato Gioele Bertolini, come è attaccato Brian Falaschi, si è un po' staccato Marco Ponte. Marco Ponte che comunque ricordiamo sta facendo un egregissimo trofeo Mastercross primo, qua andiamo contro i mostri sacri perché Francis Mouret lo scorso anno ha vinto proprio qui a Faè, ma è uno che insomma vince spesso, è un grande campione, qua ci sono i veri campioni del ciclocrossismo europeo. Quello che io prima ti dicevo, Faè una piccola civis, un piccolo borgo che in questo momento si veste, e il mondo del ciclocross al nord vuol dire veramente quasi un prodotto interno lordo che si muove, perché là sono 50-60 mila paganti, qua comunque oggi c'erano sempre le solite 7, 8, 10 mila persone. Sì, beh, in Belgio ovviamente in questo momento non è rapportabile con il pubblico che abbiamo in Italia, lì veramente si paga 20-25 euro e ci sono miliardi di persone. Mouret davanti con Bijstens, ritmo molto molto alto il loro, ma subito dietro lo vediamo Marco Aurelio, Fontana, Brian Falaschi, vediamo anche Nipl, vediamo anche uno scorcio Mirko Tabacchi e anche insomma un po' di visibilità anche a questi ragazzi che sono magari un po' più indietro, salutiamo anche Alessio Bartino, lo vediamo adesso, però insomma che sono lì a dare manforte alla gara, mentre Moreno Pellizzon con Martino Fruet in questo momento sta attorno alla 15ª posizione. Allora cara, tu hai fatto un po' di ciclocross nella tua vita, è vero Ilenia? Io sento quelle castronerie ultimamente, addirittura in qualche cronaca che approfittano della scia, ma qua non si può parlare di scia. No, la scia non c'è, forse solo sul pezzo d'asfalto del rettilineo, poi per il resto anche in questo passaggio molto tecnico, questa curva col fango, la scia non conta niente, conta saper mettere le ruote dove non si cade in questo momento. Abbiamo visto Francis Mouret come riesce a derapare. Sì, beh, Francis Mouret ha una guida ottima, come del resto tutti quanti, insomma, i ragazzi che sono qui davanti, vediamo i San Parisi con Braidot e Franzoi, lo vediamo Nadir Colledani che in questo momento è attorno alla 10ª posizione con Tommaso Caneva, insomma ragazzi che fanno normalmente mountain bike e hanno una guida insomma molto molto buona. Vediamo anche questo passaggio. Allora, Gioele Bertolini e Marco Aurelio Fontana saltano gli ostacoli a bunny hop, mentre gli altri saltano alla vecchia maniera. Allora, vuol dire che Marco Aurelio Fontana insomma insegna molto a questo ragazzo, non c'è niente da dire. Sì, beh, insegna. Gioele Bertolini secondo me è il piccolo Fontana 5-6 anni dopo, e anche come temperamento sono molto simili e veramente oggi sta andando veramente molto molto forte, perché è un ragazzo del 95 che è lì a battagliare con gente che insomma sono professionisti di alto calibro, denota che il ragazzo sta crescendo moltissimo di forma. Mouret ci tiene oggi, giorno del suo compleanno, a vincere, però insomma Bijstens è lì anche Falaschi, li vediamo, è lì anche Bertolini che non molla, è lì anche Marco Aurelio Fontana, quindi sono tutti lì, cercano scatti contro scatti, si cerca un po' di distanziare, però diciamo che magari qualcuno perde un po' nei tratti in curva, qualcuno perde nei rettilini, però poi bene o male vanno a ricongiungersi tutti. Noi sappiamo che queste sono discipline a latere, bravissimo Marco Ponta, non è pista degli anni, non so, 60, 70, che intanto era uno spettacolo, si prestavano bene anche le combine, si sapeva dove vincere quello per quest'altro. Qua è gara vera, questa è una gara internazionale, il ciclocross è puro. Non è che lo dico, io amo la pista in una maniera esagerata, Ilenia, però qua vedi che sono tutti
tutti quanti a tutta, un Francis Murray che non vuole perdere, non ci sta, ma neanche Beistein se ci vuole perdere, vogliono vincere. Beh sì, ma qua non c'è tempo per fare le combine, anche perché viaggiano fuori soglia e bisogna anche stare attenti, perché poi quando si è anche poco lucidi si rischia di cadere, bisogna affrontare insomma i tratti. Intanto un saluto anche a Thomas Paccagnella che dopo un periodo di riposo è rientrato anche alle gare. Li vediamo Beistein, appunto Murray e Fontana con Falaschi, un po' più indietro si è staccato in questo momento Gioele Bertolini, ma vedremo che Gioele Bertolini fa un po' da elastico e riesce comunque a restare poi attaccato al primo gruppetto. Ponta con Tabacchi e via via poi tutti gli altri a inseguire. Quindi una gara ancora da decifrare, siamo nelle metà gara, quasi nella parte conclusiva tra poco, e ricordiamo che questo signore ha la maglia di Master. Luca Braidot, campione italiano di cross country, lo ricordiamo perché non se lo ricorda mai nessuno, questo ragazzo è campione italiano di cross country, quindi ricordiamolo, elite, leader del Master Cross, oggi non è tanto in giornata, però insomma è ottavo, non è ultimo. Nel frattempo andiamo verso la direttura d'arrivo e lo vediamo, la volata che premia Beistein. Murray perde il pedale, quindi lascia il secondo posto a Gioele Bertolini, veramente grandissima la gara di Gioele Bertolini. Beistein, Bertolini, Murray in terza posizione, attendiamo poi Brian Falaschi per la quarta posizione e Marco Aurelio Fontana per la quinta. Murray è un po' arrabbiato, però ci sta ogni tanto. Falaschi, eccolo qua, ottimo quarto. Brian Falaschi, quarto assoluto, e quinto Marco Aurelio Fontana, chapeau anche per lui, insomma, campione italiano. Seguono Nipl, Ponta, ottimo Ponta, settimo, Braidot, Tabacchi e Enrico Franzoi. Una bellissima gara, grazie Ilenia per il commento, per il tuo sacrificio che stai facendo per non abbandonare Scratch, noi te ne siamo riconoscenti, ma soprattutto tutto il pubblico. Adesso ti do veramente le centinaia di mail che ci arrivano, so che tu sei curiosa e ci tieni e te le consegniamo, ti vogliamo al più presto in studio perché la gente vorrebbe di nuovo rivederti. Adesso andiamo con le interviste, le abbiamo rubate e ci sono cose che non è che ci sono piaciute, ma lo diremo dopo in studio. È una bella sensazione, sono andato fortissimo, ho perso un po' ma ci ho fatto rientrare, sono veramente contento. Dopo il protocollo di premiazione invitiamo il pubblico a rimanere. Francis Murray, complimenti nel percorso Tramond, è una kermesse très dure. Ouais, course très dure aujourd'hui. Dommage pour le final, j'ai un saut de chaîne pour le sprint, mais tant pis, je fais 3, je suis content. Intanto complimenti, una gara incredibile, un Gioele Bertolini, ti incanto. Quel piccolino lì va come un caccia, ma bello, insomma, è bello vedere uno così giovane che va forte. Adesso chiaro che si vuole sempre vincere, cioè sei tu che vuoi vincere, no? Però fa sempre piacere, vuol dire che insomma qualcosa si è fatto come... La tua condizione è ottima comunque, pian piano. Ma ottima no, ma però dai, va abbastanza bene, e ieri non sono stato tanto bene, quindi oggi mi aspettavo di fare un po' fatica, ma onestamente sono andato meglio delle aspettative. A Fai bisogna venire. A Fai bisogna vedere, guarda, io dico, ieri non stavo bene, mi sono guardato la gara in TV e ho pensato, ma non posso guardare 2 gare in televisione, ma insomma, mica il moto mondiale, questo lo devo fare. Bello, bello. Proprio in chiusura, zona Cesarini. Questa trasmissione doveva durare un'ora, non dura mai un'ora. Matteo, ma perché mi costringete a fare tante cose? Perché ci sono molte cose da parlare, un'ora è sempre poca. È sempre poca, è sempre troppo poca. sì. Lo so, però, porco boia. Sai, qua mica stiamo a pettinare le bambole, vero? No? Come diceva uno noto, che porta male direste che... Cioè, perché poi fanno una brutta fine, Non vorrei mai, Maurizio, che anche Scratch... Perché poi dopo dicono, ma parlati di tante ma tu sei un fiume in piena. È sempre uno dice così. È difficile contenerti. Ma stai attento, io credo sempre, tu sei un produttore di selle e so che le selle... Io e la nostra famiglia, ovviamente. Tutta la tua famiglia. Franco. Certo, ma che l'abbiamo anche visto, la figlia e tutto. Una famiglia votata ha una sella. La cosa per me della sella è meravigliosa. Perché appoggiamo la parte più importante del corpo. Sì. Diciamolo, perché sarebbe meglio dire il culo è la cosa più importante, però non possiamo, diciamo il sedere è molto importante. Tutta l'area perineale. Ma stiamo scherzando? È importantissima. Voi avete fatto uno studio particolare, avete investito molto. Molto, e stiamo continuando sempre a farlo.
perché il ricercare non deve mai fermarsi. Siamo sempre all'opera, siamo sempre a darci da fare con modelli nuovi, ne presenteremo anche in futuro, ne abbiamo fatti per il triathlon, quindi non solo per queste specialità, però ovviamente il ciclismo da strada, il mountain e il ciclocross ovviamente la fanno da padroni. Se io fossi uno stro, Sì. alcuni dicono, ma se l'SMP sponsorizzare troppe gare per bambini. Ma vergognatevi. E cosa dovremmo fare? Vergognarsi. È importantissimo, io l'ho detto anche prima, Io faccio lo la parte ripeto. Il settore giovanile è la crescita di tutto, è importantissimo. Ma non adesso qui non voglio fare delle polemiche. Ma non avete ritorni però. Anche questo non è vero, abbiamo una grandissima soddisfazione, siamo stimati e spero di non dire una bugia se dico che la gente tutto sommato ci vuole bene. Io il calore e l'affetto che sento quando vado in giro per me è decisamente appagante. Poi è ovvio che ci vuole anche tutto il resto, sia chiaro, però una cosa alla volta cercheremo di farle un po' tutte. Cerchiamo solo di farle al meglio. Noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi perché so che sei straimpegnato. Fagli un applauso perché veramente non è impegnato di più. L'appuntamento lo diamo con Lucinico non settimana prossima, ma il 21. Quindi, gentile pubblico di Scratch, per una settimana facciamo festa anche noi, così andiamo a fare le compere di Natale, se no mia moglie mi fa cambiare, andrò anche io nei supermercati a tirare il carretto come fanno tutti quei mariti, che ci guardiamo ogni tanto, ma di nascosto che la moglie, subito, e quindi farò il poveraccio, che è normale. Tu non sei un uomo Ikea? Tu no? No. Vedi, è successo. Mi capita di andare a fare la spesa. Come fai a non essere un uomo perché c'è un supermercato che chiude alle 10 della sera, allora siccome io arrivo sempre tardi, visto che stai venendo a casa, potresti? Già che stai venendo a casa, è già là uno. Finalmente. No, però io credo che tipo quelli come me che sono uomini Ikea, nel senso no io, però non so, le mogli gli piacciono questi l'Ikea. E ci guardiamo noi, poveri mortali, perché mi trovo nelle corsie, cerco la scorciatoia, e insieme a me anche altri mariti, e invece loro fanno sempre la cosa più lunga e ci fregano sempre, dobbiamo sempre ci guardiamo compassionevoli, sai, come c'ho fame, c'ho sete, aiuto. Così è, siamo uomini che, quindi anche permetteteci, è vero, di non andare in onda settimana prossima, proprio per una sorta di, diciamo così, di pausa, ci ritroveremo a Lucinico. Ragazzo, tu devi venire in estate qua. In estate devi portarci un po' di roba. Dici, guarda, facciamo sta roba qua, chissà che non veniamo con le telecamere, perché sta cosa mi interessa. Sì, noi appena possiamo sicuramente noi vi invitiamo. E tu inventaci una sella qua, bisogna inventarsi qualcosa. Non è detto, pensiamo. Anche un po' più comodo, io là sopra non ci salgo. Scusami, anche io ho bisogno dei miei comfort, è vero. Insomma. Lui parla ma non sa che senza microfono si sente niente. Importa. Oh ragazzi, siamo voi in chiusura. Ti ringrazio Eddie, vieni la prossima volta. Flavio, noi ci troviamo a Lucinico, sicuro un in bocca al lupo ma non ce n'è bisogno. Grazie Maurizio per essere stato con noi. Matteo, anche noi, anche tu farei una pausa. Non vai, ma tu non sei sposato? Io no. Non ti portano l'Ikea? No, io mi sa, forse qua dentro sono l'unico che si sa. Ho paura di sì. A settimana prossima. Let's start walking. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.